Euroregione News. Friuli Doc bagnato, Friuli Doc fortunato. Alla faccia delle condizioni meteo, la 20ª edizione di Friuli Doc, rivisitata e rinnovata, raccoglie consensi di operatori e visitatori. Chi alza il gomito si sa non manca mai, ma questa edizione si è svolta all'insegna della sobrietà in tutti i sensi. Abbiamo avuto il coraggio di riprendere in mano la manifestazione, il successo ottenuto mi pare ci abbia dato ragione, sottolinea l'assessore alle attività produttive e turistiche Alessandro Venanzi. Sono fortemente soddisfatto. Con i suoi 150 stand, ben 20 in più rispetto al 2013, 9 palchi, oltre 1000 volontari, 500 artisti e un giro d'affari di circa 4,5 milioni di euro, Friuli Doc si riconferma la kermesse friulana per eccellenza. E già si pensa al 2015. Per il prossimo anno c'è già la volontà di fare un incontro il prossimo mese con tutti gli operatori per fare un bilancio di questa edizione e individuare da subito soluzioni condivise. Spiega Venanzi, per il futuro vogliamo darci regole e tempi più chiari. Tantissimi gli eventi e gli spettacoli che si sono susseguiti nella 4 giorni di Friuli Doc, e se la kermesse vuol dire soprattutto gastronomia, tra le attrazioni più apprezzate spicca una new entry di questa edizione, lo chef pluristellato Emanuele Scarello, protagonista insieme con la presentatrice ufficiale di Friuli Doc Martina Riva di un nuovo programma di prove di cucina per i piccoli cuochi in erba. Grande risposta di pubblico anche per la Corte del Gusto, gli show cooking firmati da Daniele Persegani, chef della nazionale italiana di calcio. Avete ascoltato Euroregione News.